quel sogno cos'è? Sarà perché coloro il mondo attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai, se resterà in te, so che mai non ti perderai, se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai, cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, voglio un giorno senza fili, che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? E parliamo immediatamente di giornalismo e di scrittori con il giornalista, scrittore, nonché amico di questa astronave, Francesco Russo. Buonasera Francesco, benvenuto. E allora, Francesco dovete sapere che è oggetto di un successo straordinario, perché lui ha scritto 2 opere, prima un libro assolutamente normale, che ha avuto un successo del quale ora parleremo, ma adesso su internet sta spopolando, perché lui è uno che è riuscito a fare capire una cosa facilissima. Uomini e donne la pensano in maniera diversa, Francesco. Sì, assolutamente. E tu ne sei la prova vivente. Speriamo di sì. Perché gli uomini pensano in azzurro, scrivono in azzurro, e le donne rosa. Che cos'è questa cosa così? Allora, questo qui è un romanzo a puntate che credo di non avere l'assoluta certezza, ma sia stato il primo esempio di romanzo a puntate pubblicato su Facebook. Quindi, un romanzo a puntanate, come diceva Frazzica. Nel marzo del 2010. 12 puntate, quindi una stessa storia, una stessa trama narrativa sviluppata da 2 punti di vista uguale ma visto differenti. L'azzurro che scrivevo io e il rosa l'altra parte che scriveva la mia collega Maria Teresa Cimino, che è un romanzo scritto a 4 mani. Abbiamo pensato bene di scanalizzarlo sì. dalla piattaforma Facebook, sì. Anche perché tutto è partito da Facebook. Tutto è partito da lì, sì, perché in realtà volevo pubblicarlo in un quotidiano, l'idea principale era questa. Poi perché non utilizzare Facebook, certo. Insomma è divisione virale, esatto, è gratis. E quindi però il fatto che fosse su Facebook era vincolato ai mi piace, certo. Insomma quei 2000 passa utenti che avevano cliccato su mi piace. A quel punto il salto di qualità, metterlo in un altro sito, un sito vero e proprio che è www.tribearl.it/azzurrorosa. La nostra curato lo va immediatamente a cercarlo. Il progetto è in collaborazione con Tribe, con illustrazioni di Li Sanfuso, un artista tra l'altro sì. Catanese. Insomma, ogni lunedì vengono pubblicate le puntate, ora siamo alla 6ª credo, con novità editoriali importanti che non sveliamo. Nell'ultima puntata che è successo? Nell'ultima puntata è una puntata piccante, sì. In realtà è la prima puntata visto, dell'incontro di questi 2 insomma, protagonisti, Emanuele e Giorgia, e andatelo a leggere, ecco, per scoprire gli... Dico, tu ti aspetti le risposte in rosa e lei si aspetta le risposte in azzurro, oppure vi stupite fra di voi? No, in realtà cerchiamo di far capire che per quanto la vicenda stessa sia uguale, ecco, il punto di vista insomma, dell'uomo rispetto a quello della donna è diverso assolutamente, e poi, anche se poi tutte e 2 si cercano, insomma, vanno nella stessa direzione. Mentre il vestito cucito addosso è la tua opera prima, possiamo questa chiamarla è la seconda, così, la tua opera seconda, sì. Ed è un'antologia di racconti, sono 10 racconti, tra l'altro molto brevi, molto scorrevoli, che hanno però tutti la caratteristica di avere un finale scioccante. Sì, diciamo che il filo conduttore è proprio la svolta all'interno di ogni racconto, di storie che sembrano apparentemente magari prevedibili o prive di finale, ecco. Sono 10 racconti, come hai detto tu, di tematiche sociali di oggi, quindi storie di mafia, storie di corruzione, di problematiche di pedofilia legate alla Chiesa, oppure la finzione, la trappola stessa del mondo virtuale, quindi inclusi i social network. Comunque storie che io ho volutamente scritto abbastanza forti, proprio per farmi sentire e per tenere incollato insomma, il lettore alle mie pagine. E alla fine c'è sempre una sorpresa. Alla fine sì, c'è sempre la sorpresa che il lettore insomma resta di... Sei un giornalista che fa lo scrittore o uno scrittore che fa il giornalista? Sono uno scrittore che fa il giornalista. Ma che bravo. Bravo Francesco! Grazie. Francesco Russo!